Siamo sempre qui, diciamo, sulla pagina Facebook di Corto Corto, salutate pure da casa, cari amici vicini e lontani in questo caso, e voi no, perché noi anche per privacy, capito, non è che facciamo solo gli artisti, però se volete andare sul palco e farvi vedere possiamo fare anche questo servizio, adesso se sono dei vostri amici, che ne so io. E tutto ciò perché stanno per arrivare qui, diciamo, sul palco del salotto, bisogna pronunciarlo così perché è un acronimo che si pronuncia TAFE, dico ho detto bene, allora che sarebbe l'acronimo di The Earth is Flat, quello che è flat, vabbè, adesso io stasera con le pronunce, vabbè, che sarebbe la terra è piatta. Ci fermiamo qui per il momento, ma lo scopriremo durante tutto questo, sarà, diciamo, forse, come dire, il basso albertino, il leitmotiv che condurrà, insomma, faremo per questa intervista. Adesso vi lasciamo però cominciare, diciamo, speriamo col piede giusto. Qual è il primo brano che avete scelto per questa? Lo dice lui. Tomorrow People. Tomorrow People, e poi scopriremo anche com'è, che è un pezzo importante per voi, un pezzo importante. Tomorrow People ce l'abbiamo qui, i TAFE. The sky. Tomorrow people will overlie. Thank a soldier, no truth be dead. Thank a soldier for no killing. Give me love and
Tafe, bravi. Questo brano anche così, il sapore un po' Brit, ma anche un po' R.E.M, se posso dire, R.E.M, adesso devo dire in inglese, a me R.E.M, se no devo dire R.E.M, capito queste cose, l'ho beccato un po'. Grazie. Ci mandi un brodo di giugio. Adesso deve cantare, No, ma infatti bene, sono contento che ho subito pescato, diciamo, credo tra, se non altro i vostri, insomma, riferimenti, no? I vostri riferimenti. Anche perché sulla rete io ho pescato poche notizie su di voi, quindi voi dovreste, diciamo, aiutarci un po' a capire. Intanto abbiamo detto questo nome, che cos'è, provocatorio o siete proprio, diciamo, un nome adesso che va di moda? Diciamo, va un po' di moda questo. Adesso e noi abbiamo preso la scia della moda. Avete preso, Abbiamo scelto anzitempo. già tanto tempo fa sta cosa della terra è piana. Parliamo di Bello, anni fa. bello. Oh. Sì, no, è chiaro, è bello trovarsi in sala prove, lasciarsi andare ognuno alle proprie fantasie. Vabbè, ma infatti diciamo noi che amiamo questo genere di cose, trovarci con altri così che hanno idee di questo genere, poi spesso vengono fuori pezzi che raccontano di queste teorie o comunque questi viaggi. Il prossimo per esempio, che cos'è? Un pezzo diciamo sulle cospirazioni, no? No, il prossimo pezzo lo canto io, si intitola Honey, è Honey, una canzone che sa di miele. di miele, una ballad quindi, no? Una canzone d'oro. Una specie di ballad. Una specie di ballad. Una specie di balla, sì, sì. Una specie di ballard, va Ballard, bene? Capito? Una specie di ballad. Adesso la sentiamo qui suonata live dai Tafe. Questa è Honey. Like a liquid fills the space. You permeate me in. You are running every day time. Like a crystal solidifies. Another railway. You are running. You define me. You are running every day time. It's on my mind. The life of afternoon. Strange man. Like a gas flying everywhere. With a shade of force. You're running in my dream. Like a plasma discharges power. You're the myth from real life. You're running in my dream. You're running every day time. It's on my mind. The life of afternoon. Strange man. You're running away, away every day. Away every day in the morning. I'm waiting to fall in your arms. Away because you're running away, away every day. Away every day in the morning. I'm waiting to fall in your arms. Away because you're running every day. It's on my mind. The life of afternoon. Strange man. I wait every day. I wait every day even more. I'm waiting to fall in your arms. Away because you are running every day time. Inside my mind, the life of afternoon. Strange. Me,
Safe, questo era Honey, un pezzo praticamente psichedelico, una balla psichedelico, una balla scrimadelico, cos'è? Diciamo di quegli anni, anche ecco, diciamo di cose anni 90, insomma tutto quel, come dire, Sì, siamo figli degli anni 90. post rock. No, io vi capisco perfettamente, figurati, abbiamo lo stesso problema. No, è io in chiaro. realtà sono più giovane. Tu sei più giovane. Io ho 18 anni. Ti sei infiltrato vabbè, adesso forse magari non lo so, può darsi, ti sei infiltrato però, diciamo 20 anni fa anche lui aveva 18 anni, però comunque se la cava sempre un po' più da pivello in mezzo, diciamo, alla band. C'è sempre quello che nella band fa, diciamo, ognuno poi prende le sue. Si vede che sono il bello. Di solito il batterista, non ho detto quello io, comunque evidentemente perché sai, non è che me ne intenda da quel punto di vista, però di solito ognuno ha i suoi compiti, che ne so, di solito il batterista è quello che guida, è così, è quello che guida, sei tu quello che... Esatto. Lui mangia. Però. Vabbè, adesso non andiamo, diciamo, a indagare nei vostri vari ruoli, però io stavo cercando di scoprire qualcosa, perché in effetti siete un po' misteriosi, almeno io non ho trovato molte cose sulla rete, se volete Strano che non aiutarci. c'è, siamo su Instagram, siamo su Facebook, siamo su Twitter, abbiamo un sito tafemusic.com, siamo su Spotify, Apple Music, No, Google vabbè, ma era Play, una domanda Amazon. retorica, era una domanda retorica, per dire andate a cercare, bisogna fare tape e lì ci sono. Anche siete riusciti a fare una questa? Nelle offerte del lunedì del Lidl. Qualsiasi cosa. Beh, questi sono movimenti. Quindi adesso scopriremo poi qual è il vostro manager. Ce lo dovete sapere, perché insomma è uno intraprendente. Ma in realtà il nostro manager sei tu. Sono io, vabbè. Sono io, vabbè. Senti, quindi questa è la canzone che canti tu, diciamo, quindi canti tu come Vai bassista. beccato. Ah, t'ho beccato, quindi. Va bene, quindi una canzone che hai scritto anche tu, questa, no? Sì, l'ho scritta io. Ah, come i Beatles, chi la Sì, scrive esatto, poi. noi siamo un po' da così. Ok, come si intitola questa? Porcellana liquida. Ah, anche in italiano, tra Sì. l'altro, attenzione. Così la capite. Mamma mia, porcellana liquida, signore e signori, i TAFE. Nuova vita, nuovo sole in mezzo a noi. Se si spegne, questa volta come fai? Sei marcata nella notte che si striscia su di noi. Cavalcata nella notte che si struscia su di noi. E se poi dovessimo tornare mai, senza scarpe da parte tua, imperfezione dell'attimo. Senza meta questa vita è porcellana liquida. E se poi dovessimo tornare mai, e se poi non dovessimo tornare mai. Sacrosanto, credevamo alla magia. Modellando la coscienza, ho piegato anche la tua.
mi avveleni, tieni i freni, la finestra trema un po'. Questo viaggio è un amplesso tossico. E se poi non dovessimo tornare mai, e se poi non dovessimo tornare mai, ma se vuoi poi noi non torneremo più. Scegli tu, scegli tu, scegli tu. Grazie. Dave, avete fatto proprio, diciamo, una carrellata anche di voci, quindi siete in qualche modo anche siete un gruppo democratico a questo punto, mi sento quasi di poter dire no, è questo che Come ci siamo. disse PG, la No, democrazia è finita. da mo diciamo, però l'avete sperimentata per essere così convinti, evidentemente no, è andata male. E quindi come funziona da voi? Diciamo, c'è un despota? No, C'è un sei tu. Vedi che tutti fanno evidentemente qualcosa c'è. Quindi diciamo sei tu che detti legge nella band, te ne prendi, no? Sono coalizzati però, diciamo loro. Vabbè, sono dinamiche che non vogliamo, vabbè. Ci sono coalizioni variabili. Come nella vecchia DC, diciamo. Beh, come bei nella tempi. bella e vecchia DC, diciamo. Va bene, va bene. Noi ci teniamo a precisare che, Al che microfono. i nostri scusa, ci teniamo a precisare che i nostri pezzi, cioè soprattutto Marco è convinto di questo, che i nostri pezzi, cioè, che piacciono o non piacciono, cioè, non è, diciamo, affar nostro, ma è Satana che insomma. Ah, che proprio vi No, chiama. no, Sì, no, come il non è cambiamento Satana, no, è climatico. Satana, cioè, Sì. se noi suoniamo male è colpa di Colpa Satana. di Satana. Se suonate bene, È colpa di Satana, se a voi vi piacciono i pezzi è colpa di Satana e se non vi piacciono è colpa di Satana. diciamo, siete dei satanassi. Siete dei satanassi, diciamo, siete dei È satanassi. Satana, Va bene, e quindi il prossimo brano come si chiama? Il prossimo brano si chiama Four Dots. Fordozzi. Quattro cani. Guarda che sia, ho capito, Quattro quattro. puntini. Punti. Ah, dots, scusa, io sono The Dogs. Ah, dots, 4 punti. No, vabbè, quello che sai, ci possiamo mettere in tanti lì in mezzo, figurati, non è che... Però questi sono 4 dots, diciamo, sono 4 punti, ladies and gentlemen, loro sono i TAFE. We are
bravi, Tafe, bravi. Non si sarebbe detto così a vedervi a prima vista, invece poi hai visto, no scherzo, dai, era una battuta. Adesso siamo in confidenza, diciamo, era una battuta. E, bella comunque, diciamo, anche questo brano, questa ballad che poi a un certo punto prende l'andazzo invece più satanasso, infatti, l'avete detto prima, che c'era sempre questo Satana. È quella. A questo clima. È chiaro perché bisogna rispondere in questo modo. Allora, quindi la prossima tappa invece dove ci conduce? Ci conduce in sale. In Sanni? Sale. No, io ormai non sento più niente. È chiaro. Torniamo all'italiano. Ah, l'italiano. Sale. Sale. Vabbè, è chiaro, Sale. Questa è una canzone che si chiama Sale, quindi. Ah, ce l'avevo anch'io una così. Abbiamo No, copiato. vabbè. Vabbè, no, figurati, non è che io posso dire che mi hai copiato su Sale, perché sarebbe diciamo un po' altisalante, ecco diciamo, però no. Quindi Sale anche, allora sentiamo la vostra canzone che si chiama Sale e adesso l'andate a seguire live, si trova su Spotify, si trova su... No, questa è inedita. No, Sale no. Su Spotify, cioè sui Digital Store abbiamo un EP di 3 canzoni che è omonimo di Artist Flat. E ci sono 3 canzoni, Tomorrow People, Honey e Chemical Arcade, che non avete ancora sentito, suoneremo dopo. Va bene, almeno abbiamo fatto un po' di chiarezza. Questa diciamo è inedita, sai. Sale dei Dave più di Pietro Berchiatti, che non è qui con noi in questo momento perché Vabbè, ho capito, non è che... di Pietro Vabbè, perché lui insieme a me, no, che insieme a me ha fatto la canzone, ha fatto bene la città. No, è chiaro, vabbè, basta che non si arrabbi poi che uno la faccia, che non c'era, noi abbiamo detto che è sua, quindi adesso siamo a posto. no, ma l'ho detto perché mi fa piacere Ci fa piacere. Esatto, aiuta. Non la vuole neanche dedicare. Vabbè, lasciatelo, adesso è una cosa che sta sentendo, lo vedi che si sta trasformando perché questa la canti tu. Sale, vabbè. No, ma io ho una certa età, è chiaro che ormai. Va bene, allora questa è Sale e noi entriamo in questa sorta, diciamo, di grande riverbero salino. Sale
brucia più, che non brucia più per me, non brucia più, che non brucia più per me. Sei come il sale, sei come il sale, sei come il sale, sei come il sale. Dave, questa era appunto Sale, l'abbiamo così raccontata brevemente prima. Adesso con quale pezzo invece volete salutare il pubblico del salotto qui del lab, insomma La prossima si intitola Chemical Arcades. Chemical Arcades. Chemical Arcades. Ne parlo io perché PG poi non riesce a parlarne. Però è una bellissima È chiaro. canzone che ha scritto lui. Sì. Parla di questo viaggio lisergico, come lo chiama lui, che in pratica è una ragazza fatta di acidi sotto i portici di Via Po. Ah, Quindi non l'abbiamo mai suonata così vicino a dove questa dove canzone questa è nata. ma c'è una ragazza che hai incontrato o una tua amica? No? Te la sei immaginata? No, Eri durante tu una passeggiata c'era una C'era ragazza, una ragazza con il suo cane che era fatta di passeggiava. lei. Va bene, questa la sentiamo. È evidente. È evidente, è chiaro, è chiaro. Va bene. Allora, questa la sentiamo adesso qui questa sera, ci avete anche così raccontato un po' quello che stava dicendo, la facciamo proprio nel luogo dove questa canzone è nata, quindi quale occasione migliore per darci l'appuntamento al prossimo anno e per ringraziarvi di essere intervenuti qui questa sera. Thank you very much ai Tafe. E adesso entriamo in questi portici lisergici, non si chiama così, ma This way on the floor, this way by the waves, this way very hard down fever, this way till the arcades. Away and reach off
Ragazzi, che finale, il Formigò Cotone, grazie ai Teif, grazie ai Dionysian e ai Cim che sono intervenuti questa sera, grazie a Costantino Meloni alla parte tecnica, a Nilo Samà che ci segue da Bruxelles, tante belle cose, grazie chiaramente al Lab, buone vacanze a tutti e ci rivediamo il prossimo anno, eccetera, qualche mese. Thank you very much. Vai con la sigla, Costa, vai! Il salotto di Mao.